Ma come godo Juventus, vi siete indeboliti sui terzi, mi raccomando, fatelo anche sui centrocampi. Buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napoles. Allora parliamo dello scambio, della contropartita fra Juventus e Manchester City. Allora, il Manchester City offre alla Juventus 28 milioni più Danilo per prendersi Cancelo. Cosa fatta? C'è l'accordo. Allora alla Juventus andranno 28 milioni appunto più Danilo, ex Porto, dove già ha giocato insieme ad Alexandro, un altro brasiliano. Hanno giocato insieme sia al Santos che al Porto. Allora, Danilo un giocatore con molta esperienza perché ha vinto anche dei trofei. Ha vinto, mi sembra, con il Porto la Champions League. Poi ha vinto anche il campionato inglese, ha vinto molti trofei, è un giocatore con molta esperienza, mi sembra anche una Libertador con il Santos, su questa cosa sicuro perché ha vinto. Però troviamo le negatività di questo giocatore. Qual è la negatività di Danilo? Spero che Danilo è stato un titolare del Manchester City, però dopo una cavolata che ha fatto in una partita con il Newcastle si è giocato il posto da titolare. Guardiola l'ha messo non sempre, lo faceva partire dalla panchina, lo faceva entrare dalla panchina. Non è stato più un titolare dopo l'erroraccio che ha fatto in un passaggio indietro dove ha messo in difficoltà il centrocampista del City, Fernandinho, e da lì è nato un gol del Newcastle, un calcio di rigore perché ha combinato un pasticcio e da lì si è perso il posto da titolare. Poi entrava dalla panchina, però diciamo è un giocatore che non fa solo terzino destro perché può giocare anche terzino sinistro e anche mediano. Guardiola praticamente l'ha messo in più ruoli, l'ha provato in più ruoli. Per questo la Juventus va a prendere un giocatore dove può impiegarlo almeno in 2 o 3 ruoli e questo non è male, diciamo. A livello di spinta, sì, è un ottimo terzino, spinge ma non ha quella velocità, secondo me, quel dribbling che c'aveva Cancelo. Secondo me Cancelo è uno dei migliori terzini in fase offensiva, sull'attaccare, diciamo, il difensore stesso, l'altro terzino anche della squadra avversaria, scusate, tengono poco, sic gola. Allora, l'altro difensore della squadra avversaria a dribblarlo, sa crossare bene, sa anche segnare. Cancelo rispetto a anche Danilo sa far gol. Frequentemente mi sembra lui l'ha fatto più di testa il gol. Allora, in fase offensiva non c'è paragone. Secondo me Cancelo è 6-7 spalle sopra a Danilo, secondo me. Poi mi posso sbagliare. Allora, Danilo ha avuto anche problemi fisici dove si è infortunato e anche per questo ha giocato non tutta la stagione con il City. Se non vado errato, su 38 partite avrà giocato 22, una cosa del genere. Fra le partite che è partito dalla panchina, fra quelle che non ha giocato per infortunio, quelle che ha fatto la cazzata e poi è stato tolto appunto che praticamente ha perso la credibilità dopo fatto quell'errore da parte di Guardiola. È tutto da vedere perché poi dopo l'infortunio non è che abbia giocato tantissimo dopo quell'erroraccio e poi è entrato dalla panchina. Per questo è una scommessa ora nel campionato italiano, perché anche il campionato italiano, nonostante il campionato inglese ora come ora è quello più difficile, ma attenzione a quello italiano perché ora come stiamo vedendo si stanno rinforzando tutte le squadre. In fase difensiva direi a qualcosina forse meglio di Cancelo, però lascia desiderare, non è diciamo uno che sa tenere benissimo. Come avevo appena detto, praticamente ha fatto l'erroraccio per poi mandare in porta un attaccante del Newcastle, per questo non è un terzino molto sicuro, no? Poi ritorna Alexandro, al quale ha giocato nel Porto e ha vinto la Champions League. I due penso giocano bene assieme, hanno già giocato al Santos e al Porto e secondo me potrebbero dire la loro giocando con la Juventus. Anche se secondo me la Juventus perdendo Cancelo, poi vabbè ha dato 28 milioni, ha preso anche 28 milioni più Danilo la Juventus, ha preso anche dei soldi. Non saprei, forse secondo me comunque ci perde la Juventus, perché? Allora, ricordiamoci che ha perso già Spinazzola sui terzini e secondo me Spinazzola per Pellegrini ha perso già un terzino di più qualità.
come in questo caso Cancelo, secondo me, ha più qualità di Danilo. La Juventus comincia a perdere qualcosa, secondo me, sui terzini. Comincia a perdere qualcosa, anche se i titolari potrebbero essere proprio l'ex Porto, da una parte Alexandro a sinistra e dall'altra parte a destra Danilo. Però, secondo me, perde qualcosa in fase offensiva. Poi in fase difensiva, insomma, non sono tanto sicuro, perché anche Alexandro le cappellate le sta facendo nell'ultima stagione. È molto bravo anche lui di più sulla fase offensiva. E tu state zitto, telefono, non ti mette la vibrazione, se non scazzo lo cacchio. E niente, secondo me ci perde sui terzini, perdendo Spinazzola e Cancelo per Danilo e Pellegrini. Cioè, questo è il mio parere. Speriamo che peggiorate anche sul centrocampo. Mo avete preso a Rabiot, avete preso a Ramsey. Allora, Ramsey, anche lì, parlando anche di centrocampista un attimo. Allora, Ramsey secondo me avete fatto un grande acquisto, perché a parametro zero è un giocatore di molta sicurezza e di molta qualità lì a centrocampo. Può fare anche il regista, come può fare il centrocampista centrale. È un giocatore di qualità, visione di gioco, e c'ha anche un bel tiro da fuori area e anche inserimenti, come abbiamo visto il gol con Napoli. Riguardo Rabiot, sì, è un giovane giocatore di esperienza, ha vinto il mondiale con la Francia, anche se non era titolare, però ha giocato qualche partita. Secondo me Rabiot lascia desiderare qualcosa, secondo me non è proprio all'altezza. Può essere una buona riserva, ma non lo vedo titolare in questa Juventus. Niente, fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate sui terzini, se la Juventus ci ha guadagnato o ha perso qualcosa in fase difensiva sugli esterni, praticamente sui terzini. Fatemi sapere la vostra, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello87. Buona serata a tutti da Napoliello87, forza Napolès!